Ieri era l'anniversario dell'affondamento del piroscafo Giudecca, bombardato nel 1944. Molte furono le vittime, 67 le salme recuperate, non tutte identificate, 50 i feriti più gravi, alcuni dei quali morirono prima dell'arrivo al punto di soccorso. Lo ricorda il consigliere regionale Marco Dolfin, presente ieri a un incontro commemorativo a cui hanno partecipato gli alunni della scuola media Loredan, coinvolgendo la Regione Veneto, il Comune di Venezia, i rappresentanti della Guardia Costiera e della Lega Navale. L'iniziativa scolastica ha valorizzato il ricordo e la conoscenza del fatto storico tra gli studenti. Il consigliere ha ipotizzato una serie di conferenze tra i luoghi coinvolti dall'evento: Lido, Pellestrina, Venezia e Chioggia, anche approfondendo le ricerche storiche tra le realtà locali, attive nella diffusione della cultura del mare, quali la Lega Navale Italiana, la Capitaneria di Porto, la Municipalità di Lido e Pellestrina, il Comune di Chioggia ed eventuali altre istituzioni culturali. Al Buffet potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Buffet ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Buffet, al parco commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.